È scaduto in queste ore il termine per le iscrizioni alle prime classi di elementari, medie e superiori e per quanto riguarda la provincia di Padova le previsioni destano preoccupazione. L'anno scorso ci fu un calo di oltre 1000 studenti, quest'anno saranno più di 2000. Accorpare classi e scuole non risolve il problema. L'accorpamento diventa solamente una questione di tipo organizzativo, ma che non modifica sostanzialmente l'organizzazione delle strutture. E il dato purtroppo è quello di un dato demografico, statistico, che ci condizionerà per quanto riguarda la crescita da questo punto di vista nei prossimi anni. Un calo che dovrebbe essere sentito soprattutto alle elementari, perché alle superiori la tendenza è migliore. C'è soddisfazione, le scuole italiane sono all'avanguardia anche per la ricerca di un posto di lavoro. Abbiamo un bilanciamento, non c'è uno spostamento come magari in altre regioni d'Italia su certi corsi rispetto ad altri. Il Veneto si caratterizza per quella che è l'iscrizione ai tecnici e ai professionali, che sono sicuramente i migliori a livello nazionale. C'è poi la lotta alla dispersione scolastica, portare, o meglio riportare i ragazzi a scuola quando c'è la tentazione di abbandonare gli studi è una sfida molto sentita in Veneto. Dobbiamo ancora però lavorarci tanto, perché noi vogliamo arrivare a zero, ecco, questo è il nostro obiettivo. Ogni ragazzo perso per noi è comunque qualcosa che fa male. Insomma, rispetto alle altre regioni, il Veneto ha meno iscritti ai licei e la percentuale più alta ai tecnici e dietro solo Emilia-Romagna per i professionali. Il liceo classico cala, così come l'artistico, il linguistico, gli scientifici. Crescono lo sportivo, scienze umane e l'indirizzo economico-sociale.